applicazione a un principio costituzionale e credo che quindi la questione è quella di dare attuazione ai principi e in particolare agli articoli che prevedono autonomia differenziata. Naturalmente l'autonomia differenziata bisogna che abbia un carattere però condiviso e di omogeneità. L'avvocato Morosin vuole un'intesa tra il governo nazionale e il Veneto e poi tutto il resto vedetevela voi. Ma non è che si può fare... se mi permetto, io non interrompo mai, Fassino, ma non ho fatto una dissertazione tecnica, mi consenta solo una battuta. Ma il mi 116, faccia parlare, no, un secondo, non voglio interrompere. Il 116 terzo comma parla di intesa tra la regione al singolare e lo Stato. E lo Stato, sì, non un accordo che è un capestro per tutte le regioni. Mi fermo. Sì, ma la intesa tra la regione e lo Stato, bravo. Non è che possiamo andare a 20 intese, ognuna diversa dall'altra, perché questo significa rompere e invece qualsiasi... è proprio così. Chiedo scusa, Bressa, ce lo Bressa ha firmato proprio questo Mosaia, vi contraddicete, Bressa era del suo stesso partito, viva Dio, e ha fatto la pre-intesa quadro il 27 febbraio 2018, dettando anche la procedura che oggi invece si vuole regimentare con una legge di fonte inferiore, cioè ordinaria, rispetto al 116 terzo comma, ma lo dicono fior di costituzionalisti, non il modesto giurista Morosin. Perché lei ha in testa uno schema. Prego, ha detto chiaramente, è quello di diciamo, trasformare l'assetto istituzionale italiano in un'Italia confederale in cui sostanzialmente ogni regione è un mini-stato, perché lei giustamente ha in testa l'indipendenza. Ma non è questo quello che prevede la Costituzione. Lei può dire quello che vuole. Le intese, ma mi faccia parlare. Prego, Fassino, prego. Vorrei parlare, l'avvocato Morosin non lascia parlare. Prego. La regione, l'intesa tra la regione e lo Stato, che è lo strumento per determinare il livello di autonomia, deve essere omogeneo. Non è che possiamo avere un'intesa con il Veneto diversa da quella con la Lombardia, diversa da quella col Piemonte, diversa da quella col Friuli. Ma si scusi, ma facciamo un vestito di Arlecchino, non facciamo il federalismo. Io sono un federalista convinto, non da oggi. Credo nell'autonomia differenziata, per una ragione non ideologica, una ragione molto semplice, che un problema si risolve meglio se chi lo deve gestire e risolvere è più vicino all'emersione del problema stesso. Per questo sono un convinto federalista. Non si governa un paese complesso come l'Italia accentrando ogni decisione da Roma, no? Bisogna riconoscere autogoverno e autonomia, ma non sono per fare un vestito di Arlecchino, sono per arrivare a un'intesa. D'altra parte, lei ha citato un documento, ma io gliene cito un altro. È l'accordo che è stato sottoscritto tra il governo e tutti i presidenti delle regioni, e che è un punto di riferimento, perché quell'intesa, quell'accordo che è stato sottoscritto tra i presidenti di tutte le regioni, nord e sud, e il governo, stabiliva tutta una serie di punti attuativi degli articoli della Costituzione. Quindi io sono per l'autonomia, non sono per fare un vestito di Arlecchino, che mi sembra un'idea che non ha nessun senso. Guardi, lei adesso a un certo punto all'inizio della trasmissione che lei rimpiange l'Italia del Rinascimento. Sì, l'Italia del Rinascimento era un'Italia fatta di 1000 ducati, principati, stati, eccetera, e non contava niente in Europa, caro avvocato Morosin. Eravamo sottoposti all'invasione di Carlo VIII, all'invasione degli spagnoli, all'invasione dei francesi, dell'impero d'Asburgo. Quindi non evochi un'epoca buia del paese, per favore. Solo una breve battuta, siccome l'onorevole Fassino, che io rispetto e ho anche apprezzato perché ha difeso un certo ragionamento dell'autonomia e io dico anche dell'autodeterminazione che la sinistra in tutta Europa, tranne che in Italia, ha difeso. Gli faccio notare, quando lui parla di ducati, che in questa terra che si chiama Veneto per 1100 anni c'è stata una repubblica, non un ducatello. Noi non abbiamo mai avuto né principi né duchi. Ma a parte questo, ma il resto dell'Italia non era sappiamo cos'è l'indipendenza, però quando lei parla di un vestito di Arlecchino mi offende l'intelligenza, perché è giusto che ci siano intese diverse, perché il 116 terzo comma che avete scritto voi nel 2001 perché avevate paura delle iniziative che erano partite proprio da questi territori, prevede le intese con la singola regione, senza nulla offendere, mi perdoni. Il Veneto ha 5 milioni di abitanti, la Molise ha 300.000,
La Basilicata ne ha 550, Molise e Basilicata insieme fanno meno degli abitanti della provincia di Venezia, che ne ha 900.000. Allora? Non vorrà mica che l'intesa che va a fare il Molise o la Basilicata, che insieme sono meno di una provincia del Veneto, non sia differenziato, perché non ne hanno le risorse, i mezzi, l'esperienza, l'organizzazione, è tutto diverso. Quindi è necessario, guardi, un grandissimo, ho finito la battuta. Un grandissimo costituzionalista, Franco Modugno, ha detto che la legge, soprattutto in questa materia, deve essere ugualmente differenziata. Vuol dire che a situazioni diverse bisogna dare risposte diverse. State alterando e falsificando l'interpretazione della Costituzione che voi avete modificato nel 2001. L'intesa è al singolare, diversa per ognuno, in base alle caratteristiche di ognuno. Io ho un vestito, peso 80 kg, non posso mettermi un vestito di uno che è 1,80 kg o che è 60 centimetri meno alto di me, capisce? Quindi ci vuole proprio un vestito diverso. Se vuole ne discutiamo in altra sede, perché mi piacerebbe. Lei è una persona intelligente, però stasera non è stato in buona fede quando ha detto di Arlecchino e ha offeso il Veneto. Lei è eletto in Veneto, si studi la storia del Veneto, abbia rispetto dei veneti che l'hanno votata e poi venga a dire che il Veneto deve essere uguale al Molise o all'Abruzzo o altre regioni. Ma io non ho mai sostenuto. Basta, per favore, mi faccia dire, sta attribuendomi delle cose che io non ho mai detto. Prego, Fassino, prego. Non nego le differenze, io voglio stabilire un principio: tutti i cittadini italiani devono essere garantiti che avranno le stesse prestazioni. 13 anni che aspettiamo. Questo è il punto. Auguri. Perché le differenze non legittimano il fatto che ci siano dei cittadini che in un territorio hanno meno prestazioni e meno diritti di cittadini di altri territori. Io sono per l'eguaglianza, lei è per l'egualitarismo. Non confonda egualitarismo con uguaglianza. Ma finché cosa c'entra l'egualitarismo? E giù mangiano e basta, lei non ha ragione. Sta solo confondendo la realtà. Confonde egualitarismo con eguaglianza. Chiedo scusa. Appunto. No, non confondo affatto. Confondo affatto. L'uguaglianza è garantire che i cittadini abbiano tutti gli stessi diritti e le stesse prestazioni. Questa è l'eguaglianza. Questo cosa vuol dire? Che ogni regione, se una regione è diversa dall'altra, perché dobbiamo avere lo stesso sistema di autonomia? Le prestazioni, sto parlando delle prestazioni. Le ho detto, quando una regione del sud presenterà 1.000 euro di residuo fiscale, avrà ragione lei, ma finché il Veneto manda giù 15 miliardi ogni anno, gli altri mangiano e basta, lei non ha ragione. Lei sta solo depredando il Veneto per l'ennesima volta.